Buonasera da parte di Antonio Villani della FIPAV Veneto agli appassionati di volley qui dal Pallasport di Cavaillon Veronese. Sta per iniziare la finale femminile regionale Under 15. Le protagoniste che daranno spettacolo in questa finale sono le ragazze dell'Imoco Volley San Donà e il Giorgione Pallavolo, quindi queste le due squadre che si affronteranno in questa finale regionale Under 15 femminile. Intanto vediamo che stanno partendo già gli starting player, partendo dall'Imoco Volley San Donà, quindi con il numero 5 in campo Arianna Visentin, con il numero 9 Zoe Moiran, numero 12 la capitana Matilde Biasin, numero 17 Emma Venturi, numero 18 Angelica Lanza, numero 21 Alice Viola. Il libero la vediamo ora inquadrata in campo, numero 2 Giulia Bardaro. L'allenatore del Imoco Volley San Donà, coach Paolo Silvestrini, e queste le ragazze di San Donà che vediamo abbracciarsi, darsi naturalmente la carica per questa finale. Intanto è iniziata la lettura da parte dello speaker dello starting player del Giorgione Pallavolo con il numero 1 Cristina Budoian, numero 6 Sofia Rettore, con il numero 8 Maddalena Boaron, numero 12 Chiara Pozzobon, numero 13 Anna Bacchin, numero 17 Vittoria Pozzobon. E poi il libero numero 11 Paola Lisa Scabbia. Giorgione Pallavolo allenate da Ornella Dengo. Ricordiamo che la partita, questa finale, verrà arbitrata da questa coppia arbitrale: primo arbitro Valeriano Gardina di Verona, secondo arbitro Nicola Contarelli di Verona. E quindi tutto pronto per l'inizio del primo set di questa finalissima regionale Under 15 Imoco Volley San Donà Giorgione Pallavolo. Il primo servizio per Alice Viola. Vediamo, buona la ricezione da parte del Giorgione Pallavolo, che adesso tenta un'azione in attacco, ma c'è il muro a difendere da parte di San Donà in palleggio. La prova a costruire con l'attacco di Visentin, controllato bene però in difesa da parte della Pallavolo Giorgione. Poi arriva il primo punto del match sull'attacco vincente, il numero 18 Angelica Lanza, che regala quindi al Food Club Volley San Donà il primo punto del match. Vediamo il servizio di Viola, termina out, quindi paritario al primo punto del San Donà. Risponde il Giorgione Pallavolo, che va ora al servizio con il numero 1 Budoian. Poi in difficoltà la ricezione per San Donà, ma poi vediamo che concretizza questo attacco, lasciata un po' scoperta la zona del campo, e quindi arriva il punto per Alice Viola e il punto del 2-1 adesso Linz, che vale il 3-1 per Volley San Donà sul servizio ancora del numero 21 Alice, del numero 12 Matilde Biasin. Questa volta out la palla, ma viene vista dall'arbitro la palla invece in campo, e quindi il punto numero 4 ancora per Volley San Donà. Il servizio Biasin, bene in
ricezione, ora prova l'attacco però fermato dal muro, e poi il tentativo di pallonetto, bene però a coprire la difesa, e poi c'è l'invasione a rete, quindi il punto numero 2 per Giorgione Pallavolo, che accorcia in questo inizio di primo set, in questa finale regionale Under 15 femminile. Al servizio pronta Vittoria Pozzobon, bene in ricezione ora Sandonà, e poi l'attacco da posto 4 che viene però fermato dal muro. Ci ritenta adesso, ma ancora una volta ottima la difesa da parte del Giorgione, e poi l'invasione, e quindi questa volta il punto per le ragazze del volley Sandonà, che si portano sul 5-2 al più 3, turno al servizio per il numero 18 Angelica Lanza. Sta tentando in questo inizio di primo set il Giorgione Pallavolo ad arginare i tentativi di fuga da parte del Sandonà. Vediamo l'attacco, non riesce però a dare sufficiente potenza, e ancora una volta comunque vediamo che il Pallavolo Giorgione riesce a frenare gli attacchi del volley Sandonà. Adesso il primo tempo ben costruito e finalizzato dal numero 9 Zoe Moiran per volley Sandonà. Bello questo punto, abbiamo rivisto il 6-2, quindi al servizio ancora Lanza, cerca il servizio flottante, ora risponde Pallavolo Giorgione, il numero 12 Chiara Pozzobon. Vediamo l'attacco dalla seconda linea, non riesce in questo caso la difesa del Food Love Volley Sandonà, e quindi arriva al punto numero 3 per Pallavolo Giorgione. Vediamo ora il servizio, la costruzione in attacco, tenta il pallonetto Visentina e non riesce, però quello che riesce a fare invece il Giorgione Pallavolo, che ora si avvicina, siamo sul 4-6, e quindi solo 2 i punti che dividono le due squadre. Al servizio il numero 12 Chiara Pozzobon. Abbiamo il libero di Sandonà a controllare questa palla, e poi da posto 4 l'attacco vincente numero 5 Arianna Visentin, torna al punto volley Sandonà 7-4 più 3. Ed ora al servizio il numero 5 Visentin. Vediamo il Pallavolo Giorgione, trova il money out, adesso l'attacco vincente. Rivediamo per il numero 6 Sofia Rettore, brava in questo caso a eludere il muro Sandonà e a trovare un grande servizio. Ora l'ace per Sofia Rettore, rivediamo, non riesce a controllare ricezione da rivedere, in questo caso 6-7, si rifanno sotto le ragazze Giorgione Pallavolo. Adesso però termina out questa palla, e quindi il punto per volley Sandonà, che si prepara al servizio con il numero 9 Zoe Moiran. Ancora una volta la ricezione del Giorgione Pallavolo, e poi trova l'angolo libero nel campo avversario. Ancora Pallavolo Giorgione, bella questa parallela, il punto numero 7 ora per Giorgione Pallavolo al servizio con Bacchin
Prova adesso dalla seconda linea, qui non riesce, forse non c'è intesa nella zona di conflitto fra Rettore e Pozzobon, e quindi a beneficiarne adesso è il volley San Donà. Intanto il cambio per Giorgione, entra con il numero 5 Chiara Perinasso a sostituire Sofia Rettore, quindi pronta adesso Venturi al servizio, out abbondantemente questa palla per il punto adesso del pallavolo Giorgione, che accorcia 8-9, grande equilibrio ora in questa fase di primo set, mentre a inizio partita San Donà aveva provato subito a dettare legge, in questo caso c'è l'errore però al servizio e quindi torna +2 il vantaggio per Food Lab Volley San Donà al servizio ora con Viola. Siamo in palleggio e poi l'attacco. Qui c'è la grande difesa da parte di San Donà e poi si gettano su quella palla, non riesce però a finalizzare l'azione, quindi il punto, rivediamo adesso dopo una bella difesa, non riesce Alice Viola a far passare quella palla, quindi 9-10. Ancora bella difesa da parte del pallavolo Giorgione, tenta adesso il pallonetto, vediamo un po' la palla out, crediamo di poco. Il pareggio, quindi 10 pari, e riesce quindi e completa l'opera, l'azione di recupero il Giorgione pallavolo. Siamo 10 pari nel corso di questo primo set, in questa finale che vediamo promette sicuramente spettacolo. Adesso rivediamo qui il replay, l'azione in palleggio e poi vista l'invasione al punto per Volley San Donà al servizio con Biasin. Tenta ora l'attacco, Pozzobon controlla bene però San Donà che non riesce qui a concretizzare a beneficiarne il Giorgione pallavolo. Vediamo sostenuta dal tifo calorosissimo agli spalti, qui appena sotto la nostra postazione. 11 pari al servizio, pronta Vittoria Pozzobon, riceve con qualche difficoltà adesso il volley San Donà e vediamo se l'azione di pallavolo Giorgione andrà a buon fine. Così non è, perché dalle parti del volley San Donà arriva bello qui l'attacco per Angelica Lanza, lei al servizio, +1 per San Donà. Arriva adesso il Muro che riesce a arginare l'attacco di Bacchin, prova adesso a costruire l'attacco da posto 4 per il numero 5 di San Donà, Visentin, per il 13-11 e mantiene il turno il servizio Angelica Lanza. Ancora la battuta flottante, adesso il tentativo da parte del Giorgione pallavolo, un'azione un po' confusa questa, vediamo se riuscirà dal centro. Così è, bello il primo tempo per Zoe Moiran, rivediamo, bella l'intesa con la palleggiatrice Venturi
e poi concretizzata questa azione per il 14-11. Ancora il servizio, numero 18, lanza e trova Leis. Adesso si riporta avanti con un buon margine, il volley, il Food Lab Volley Sandonà, il 15-11, ed è ancora il servizio di Angelica Lanza che proverà adesso a mettere in difficoltà le avversarie. Devono cercare di trovare le misure su questo turno in battuta. Vediamo ancora la costruzione, la distribuzione del gioco per Sandonà, concretizzato dal numero 5 Arianna Visentin. Rivediamo, bello da posto 4 l'attacco vincente, la diagonale che va a segno. E ora il time out chiesto dall'allenatrice del Giorgione Pallavolo Ornella Dengo per tentare di frenare questo break importante da parte del volley Sandonà, che sta mettendo la testa avanti. Ancora tutto da giocare naturalmente in questo primo set. Certo è che dopo l'opera riuscita da parte delle ragazze del Giorgione Pallavolo di ristabilire la situazione di parità, volley Sandonà è riuscita a riportarsi avanti. Ora il più 5, vediamo le indicazioni da parte delle panchine, squadre che rientrano. Siamo sull'11-16, ancora il servizio, il risultato decisivo in questa fase di primo set per Angelica Lanza. E riesce adesso con l'attacco del numero 13 Anna Bacchin a frenare (12-16). L'attacco adesso controllato ancora dalla difesa di Sandonà, e poi buono anche questo tentativo di difesa da parte del Giorgione Pallavolo, ma alla fine il punto per le ragazze di Sandonà, che vanno al servizio ora con Arianna Visentin. 12-17, 5 punti che devono cercare di recuperare le ragazze del Giorgione, ma intanto no, sembrava in campo invece out questa palla sul servizio di Sandonà, e quindi 13-17 il servizio del Pallavolo Giorgione. Ancora l'azione dal centro, arriva al primo tempo ancora per Zoe Moiran, che stanno costruendo bene le ragazze del volley Sandonà. 13-18. Zoe Moiran al servizio per provare a allungare ulteriormente. Naturalmente Pallavolo Giorgione vorrà arginare questo tentativo, e ora il money out per Alice Viola. Non riesce il muro del Giorgione Pallavolo a frenare questo attacco, che vale il punto numero 19 per il Food Club Volley Sandonà. Ancora al servizio con Zoe Moiran, e trova Leis. Sta in questo fondamentale davvero facendo molto bene il volley Sandonà, e costringe ancora una volta al time out. Ora coach Ornella Dengo che tenta di dare indicazioni preziose alle proprie ragazze. Vediamo in questo momento inquadrato invece
Paolo Silvestrini. Eccola qui invece la squadra del Giorgione Pallavolo, le indicazioni da parte della propria allenatrice. Comincia a essere adesso importante questo divario, 7 punti in questo primo set. Sappiamo però che nel volley nulla è scontato e quindi basta davvero poco per invertire le sorti del set. Vediamo un po' Zoe Moiran, intanto pronta al servizio per Food Lab Volley San Donà. Ancora una volta mette in difficoltà la ricezione del libero del Giorgione Pallavolo e poi trova questa parallela all'attacco preciso da parte di Zoe Moiran. Bello davvero, arriva al punto del 21-13. E arriva ancora una volta l'Ace. Davvero sta mettendo in difficoltà il servizio del Volley San Donà. La fase di ricezione da parte del Giorgione Pallavolo, vediamo ancora in questo caso il libero Scabbia in difficoltà, ma d'altronde c'è da dire, immaginare che siano servizi davvero difficili questi da controllare. Vediamo ancora, questa volta riesce a mettere una pezza, però l'attacco da parte del San Donà non riesce in questo caso Anna Bachin a trovare la giusta coordinazione per rendere efficace questo attacco che termina out. Ne approfitta ancora una volta il Food Lab Volley San Donà, che si porta ora sul 22-13 e mette una seria ipoteca sulla conquista di questo primo set. Risponde però adesso prontamente Anna Bachin. Non mollano naturalmente le ragazze del Giorgione Pallavolo. Rivediamo in questo caso il muro a 2, nulla può su questo attacco e al servizio. Bachin, controllato bene dal libero del San Donà. Vediamo con il palleggio l'attacco dal centro, c'è l'invasione e quindi il punto ancora per Volley San Donà. 24-14, 10 set point. Vediamo se riuscirà subito a sfruttare l'occasione per chiudere questo primo set. Ancora l'azione in attacco, questa volta l'attacco da posto che chiude il primo set. Rivediamo l'attacco vincente per il numero 18, Angelica Lanza, e quindi il primo set si chiude a vantaggio del Volley San Donà, che conduce per 1-0 questa finale regionale Under 15 femminile.
Arena Volley. Bene, quindi tutto pronto per l'inizio del secondo set. Food Lab Volley Sandonine, vantaggio per un 7-0. È pronto il Giorgione Pallavolo con il numero 1 Bugoyan. Questa palla termina out, quindi il primo punto per il Volley Sandonà. Il servizio per Alice Viola, tenta e adesso l'attacco arriva. Il punto per Camilla Pettenuzzo, rivediamo, bella l'elevazione qui, preciso l'attacco da posto 4 per Camilla Pettenuzzo del Giorgione Pallavolo. E quindi lo dicevamo, nella finale terzo quarto posto ha vinto, disputata prima di questa finale, ha vinto l'Arena Volley Casteldazzano, che quindi andrà alla fase interregionale in programma il 10-11 luglio fuori casa in Emilia Romagna, con campione regionale delle Marche, la seconda classificata dell'Emilia Romagna. Siamo sul 2-1, il più 1 per il Food Lab Volley Sandonà. Ancora il servizio, pronta adesso il numero 12 Matilde Biasin. Bello il tentativo di pallonetto, però capisce tutto in questo caso la difesa da parte di Sandonà, prova a ricostruire e ancora l'attacco controllato, però questa volta tenta dal centro, arriva con il numero 13 Anna Bacchin il punto. Ed è al servizio pronta Chiara Pozzobon, 2 pari, quindi equilibrio in questo inizio di secondo set. Mette in difficoltà ora col servizio questa palla, ora in palleggio, e poi ancora una volta riesce a concretizzare Bacchin, mano calda per lei in questo inizio di secondo set. Rivediamo, bella azione, l'intesa, e poi concretizza Bacchin per il 3-2, il più 1 in questo inizio di secondo set. Ora non riesce in questo caso a graffiare il Sandonà, non ne approfitta però neppure Pallavolo Giorgione, poi il pallonetto bene però in difesa, e poi arriva ancora una volta al punto per un Giorgione Pallavolo che ha iniziato bene in questo secondo set, soprattutto con Camilla Pettenuzzo, ora autrice del punto, ma abbiamo visto anche con gli attacchi in precedenza. Vediamo se ora risponderà Sandonà. Questa palla termina out. Quindi c'è stata una bella risposta davvero da parte del Giorgione Pallavolo, e infatti vediamo che subito a inizio set il Volley Sandonà costretto a spendere il primo time out per cercare di mettere ordine tra le idee delle proprie giocatrici. Vediamo a colloquio mister Paolo Silvestrini. Frastornate forse un po' a sorpresa questo inizio, dopo che il primo set era stato chiuso con autorità, ma lo abbiamo detto, questo è il bello del volley, questo è il bello soprattutto delle finali. Al servizio, pronta per il Giorgione Pallavolo numero 12 Chiara Pozzobon, si prepara al servizio, vediamo
cerca concentrazione, ora il servizio controllato da Sandona e poi Zoe Moiran. Rivediamo ancora una volta la bella azione, il primo tempo, non riesce Scabbia a salvare questa palla. 5-3 al servizio Lanza, vediamo la battuta, non riesce a superare la rete, l'errore al servizio. 6-3, mantiene un vantaggio ora di 3 lunghezze il Giorgione Pallavolo, va al servizio con una delle proprie giocatrici più in vista in questo inizio di set. Pettenuzzo, vediamo adesso l'azione, il tentativo da parte di Budojan, controllato però da Sandona, e vediamo interessante il duello a rete, rischiato un'invasione, poi tenta il pallonetto ancora Sandona e out abbondantemente questa palla per Giorgione Pallavolo, ne approfitta quindi il Food Lab Volley Sandonaca al servizio sotto di 2 con il numero 5 Visentin. Arianna, vediamo la sua rincorsa alla battuta e c'è l'infrazione, fallo di posizione, quindi il punto per Food Lab Volley Sandona, che accorcia adesso sotto di 1. È riuscito dopo il time out a recuperare qualche punto la formazione di Sandona. Vediamo se adesso a questo tentativo di recupero saprà rispondere il Giorgione Pallavolo. Vediamo l'azione costruita e finalizzata in maniera efficace. Rivediamo, bella l'attacco di Alice Viola, non riesce la difesa del Giorgione Pallavolo a porsi e quindi completato il recupero da parte di Sandona. Ancora al servizio con Visentin, Scabbia in ricezione, poi potente questo attacco ma la grande difesa da parte del Sandona e poi non riesce il capitano Cristina Budojan, quindi si riporta avanti adesso il vantaggio Volley Sandona 7-6 al servizio Visentin. L'errore 7 pari. Andiamo al servizio vincente adesso il pallavolo Giorgione. Bello questo servizio per il Giorgione Pallavolo. Ancora il servizio con Bacchin, vediamo, mette anche in questo caso in difficoltà Sandona e ancora dal centro l'intesa Venturi Moiran. Rivediamo un bel primo tempo da parte di Zoe Moiran. 8 pari. È bello inizio di set, l'autrice dell'ultimo punto che si prepara ora al servizio. Prova a forzare, trova l'ace in questo caso
ha provato a salvare questa palla. Intanto c'è il cambio per il Giorgione Pallavolo, entra con il numero 5 Chiara Perinasso a sostituire Camilla Pettenuzzo. Prova a cambiare qualcosa adesso il Giorgione Pallavolo, c'è l'errore però al servizio per Food Lab Volley San Donà, quindi la parità 9 pari. Vediamo ora il servizio Maddalena Boaron. E c'è adesso ancora il punto per pallavolo Giorgione, siamo sul 19, il +1. Proverà ancora al servizio ora Boaron a allungare per la propria squadra, vediamo il tentativo, buona la difesa e l'attacco per Chiara Pozzobon. Rivediamo l'attacco preciso, la diagonale non riesce in questo caso San Donà a difendere questa palla. 11-9, quindi si riporta avanti adesso il +2. Boaron ancora al servizio, la ricezione, l'attacco da posto 4, ma vediamo palla vista out, rivediamo il replay, l'attacco e poi la palla, non riusciamo da questa inquadratura a vedere, però sicuramente l'arbitro avrà visto correttamente. 12-9, ancora tunnel in battuta per Maddalena Boaron. Non c'è intesa qui adesso, non riesce Venturi su questa palla a orchestrare l'azione in attacco e adesso si porta avanti +4 il Giorgione Pallavolo, che sta rispondendo alla grande, al primo set vinto da parte del San Donà, e arriva il time out, anche in questo caso chiesto da coach Paolo Silvestrini, nel tentativo davvero di provare a sistemare un po' questo set che sta prendendo una piega non favorevole per la propria squadra. C'è da dire, da apprezzare veramente la risposta che c'è stata da parte della squadra del Giorgione Pallavolo sotto nel primo set, ma che con grande carattere sta rispondendo, come naturale che sia in una finale. Si riparte con Maddalena Boaron al servizio per Giorgione Pallavolo, vediamo questa volta riesce in ricezione, poi l'attacco, ma la grande difesa su questa palla che sembrava destinata a toccare terra, e poi ancora una volta il tocco di seconda, questa volta Emma Venturi trova la posizione ideale su questa palla, rivediamo, sorpresa a rete Giorgione, e quindi arriva al punto numero 10 per il volley San Donà, al servizio Venturi, l'autrice di questo punto. Buona la difesa adesso di Visentin, il muro da parte del Giorgione Pallavolo e la palla, vediamo un po', da qui onestamente non sono riuscito a vedere la palla, comunque rivediamo adesso il replay, attacco out, quindi il punto numero 14 per Giorgione Pallavolo al servizio con il numero 1 Cristina Budoyan.
mette in difficoltà, però riesce su una palla non semplice. Numero 18 Angelica Lanza per Sandonà a trovare la giusta coordinazione e potenza per chiudere questo punto. 14-11, importante per non far scappare naturalmente Giorgione Pallavolo. L'obiettivo quello di rientrare velocemente per trovare magari il sorpasso, ma battagliera sicuramente in questo inizio di secondo set. Giorgione Pallavolo, adesso però arriva il muro da parte di Sandonà, vediamo, non riesce Perinasso a superare l'ostacolo e consegue il punto numero 12 per Sandonà. 14-12 in questo secondo set, ancora l'attacco, ancora una volta il muro sembra adesso essersi un po' spenta la fiamma per il pallavolo Giorgione, che deve naturalmente cercare di non farsi abbattere da questa rimonta da parte del Sandonà. Al servizio con Viola, ancora una volta il muro sta invertendo in questa fase l'andamento del secondo set. Adesso siamo 14 pari, questa volta naturalmente a chiamare il time out è il Giorgione Pallavolo che si è vista recuperare dopo una buona partenza nella quale aveva messo in grossissime difficoltà il volley Sandonà, costretto a chiamare 2 time out che evidentemente, soprattutto il secondo, è riuscito ad ottenere gli effetti sperati. Infatti da quel momento poi è iniziato a macinare gioco il Sandonà, soprattutto i punti a muro sono arrivati puntuali. Quindi 14 pari, l'equilibrio ristabilito in questo secondo set. Vediamo inquadrata numero 21 Alice Viola. Out questa palla e quindi al rientro dal time out arriva subito il punto importante dal punto di vista psicologico per Giorgione Pallavolo. Al servizio Furlan, ma risponde subito qui l'attacco potente e preciso da parte di Sandonà. Punto del 15 pari. Vediamo out adesso questa palla, quindi il punto numero 16 per Sandonà, che si prepara al servizio con capitano Matilde Biasin. Vediamo intanto in azione anche la novità di queste finali, la macchina sanifica palloni, veramente importante per rendere il massimo della sicurezza. Abbiamo adesso fischiata l'infrazione, il punto ancora per Sandonà, si porta sul punto numero 17. Ora il servizio Biasin.
non riesce a passare questa palla e quindi ancora efficace l'azione a muro. Rivediamo, toccato dalla Kobe il muro a 2, quindi il punto numero 18 per Volley Sandona, ancora al servizio Biasin. Questa volta, anzi è in campo la palla sull'attacco del Volley Sandona, che sembra aver ritrovato il proprio ritmo vincente che aveva caratterizzato il primo set. Intanto in campo numero 25 Alice Mason per Giorgione Pallavolo. Punto numero 19 per Volley Sandona. E ancora il punto, adesso sembra un po' aver perso fiducia la squadra del Giorgione Pallavolo, non può che approfittarne la squadra del Volley Sandona, che adesso costringe nuovamente il Pallavolo Giorgione a chiamare il time out. Vedremo se in questa ultima parte di set riusciranno le ragazze allenate da Ornella Dengo a recuperare qualche punto per mettere in difficoltà un Sandona che però in questo momento sembra davvero aver ripreso il controllo della partita. 15-20, 5 punti il vantaggio per il Food Lab Volley Sandona. Al servizio pronto Biasin. Vediamo il tentativo da parte del Giorgione, ancora una volta il muro che ha regalato punti importanti a Sandona durante questa finale. Rivediamo adesso tentativo di pallonetto, controllato bene però, e altrettanto bene non riesce in questa costruzione di gioco. E poi il money out, l'attacco ancora una volta vincente per il numero 18. Rivediamo ora qui in azione, esplosivo davvero l'attacco di Angelica Lanza. 15-21 al servizio Biasin. Vediamo il palleggio, attende il fischio arbitrale. Out questa palla però, quindi il punto numero 16 adesso per Giorgione Pallavolo. 5 ancora i punti di distacco. Un grande inizio di secondo set per le ragazze del Giorgione Pallavolo e poi la grande risposta da parte di Sandona. Vediamo se riuscirà, questa volta non riesce Lanza a trovare il giusto tempo per provare a far male su quell'attacco, cosa che invece riesce al muro. Rivediamo, muro a 3, la palla non passa. 16-22, ancora al servizio pronto il numero 18 Angelica Lanza. Sono ora 6 punti di vantaggio per Sandona, che lo ricordiamo è avanti di un set a 0 in questa finale regionale under 15 femminile. E questa volta riesce a difendere bene il primo tempo e la palla termina out. Quindi
recupera un punto adesso, vediamo. (17-22). Trova il mani out ora, l'attacco vincente per il numero 5 Arianna Visentin. E si avvicina quindi verso la chiusura di questo secondo set. Ancora una volta Sandonà, il servizio, prova a rispondere ma termina out questa palla. 24-17 e quindi nelle mani del numero 5 Arianna Visentin il primo set point per chiudere questo secondo set. Vediamo la ricezione di Scabbia, poi il alza Venturi, ancora una difesa combattuta a questo punto, qui non era in giusta coordinazione per provare a far male. Ci sono 4 tocchi, l'infrazione, quindi il punto del 25-17 che chiude questo secondo set in questa finale regionale femminile under 15 che vede Sandonà avanti per 2-0. Ebbene, quindi siamo in questa finale regionale under 15 femminile, in una situazione che vede avanti per 2-0 le ragazze del Food Lab Volley Sandonà sul Giorgione Pallavolo, che in questo secondo set era partita bene, aveva messo davvero in difficoltà il Sandonà, che però dopo è riuscito a
rimettere sui giusti binari l'andamento del parziale e di conseguenza si è andati a concludere il secondo set così come era andato il primo, quindi un vantaggio per 2-7-0. Naturalmente la finale è ancora tutta da vivere, adesso ci saranno le ragazze del Giorgione Pallavolo obbligate a vincere questo terzo set per provare a invertire le sorti di questa finale davvero avvincente. Noi ancora una volta ricordiamo che la prima classificata andrà direttamente alla fase finale, la finale nazionale del 23, 24, 25 luglio a Palermo. La seconda classificata alla fase interregionale in casa, probabilmente con date del 29 e 30 giugno, contro il campione regionale del Friuli Venezia Giulia, la terza classificata della Lombardia, mentre la terza classificata nel pomeriggio ha vinto l'Arena Volley Castel d'Azzano, andrà alla fase interregionale fuori casa in Emilia Romagna il 10-11 luglio con il campione regionale delle Marche e la seconda classificata dell'Emilia Romagna. Intanto siamo partiti con il terzo set e arriva il primo punto per il Pallavolo Giorgione. Vediamo preciso questo attacco, il punto numero 1 in questo terzo set. Tenta subito la risposta che trova forse un po' non pronta la difesa da parte del Pallavolo Giorgione. Vediamo qua, non si capiscono sull'attacco di Angelica Lanza. Errori naturalmente che adesso le ragazze di Ornella Dengo devono cercare di evitare per sperare naturalmente di riaprire questa partita. Vediamo intanto, prova a costruire l'azione in attacco da posto 4, non riesce però, e ancora una volta il primo tempo per il numero 9 Zoe Moiran. Sta davvero orchestrando bene gli attacchi di Sandonheim Venturi, sfruttati in questo caso molto bene dalla centrale Moiran. Al servizio di Asin, prova Pozzobon ma non riesce in questo caso. Il punto per Sandonà che si porta sul 3-1 e va al servizio con Biasin. Vediamo, trova la concentrazione giusta. Palla out, però quindi arriva il punto numero 2 per Giorgione Pallavolo che va ora al servizio con il numero 9 Furlan. Battuta corta, controllata bene però dalla ricezione, questa volta il muro per Pallavolo Giorgione. Rivediamo il servizio, non riesce l'attacco per Sandonà, arriva puntuale il muro. Tanto si è ripreso il gioco. Bene su questa palla Sandonà. Dal centro prova l'attacco ma viene frenata dal muro che si ripete su questa azione. Ma la palla termina out. Possiamo rivedere il muro 2 della coppia Lanza Moiran, la palla out, quindi il punto per Giorgione che si porta avanti. Ora arriva l'Ace e quindi il punto numero 5. Buona partenza anche in questo terzo set da parte delle ragazze allenate da
Ornella Dengo, vediamo se riusciranno a mantenere a differenza del set precedente il vantaggio. C'è ora l'infrazione, l'invasione, il punto, rivediamo il punto per pallavolo Giorgione che si porta sul 6-3. Buono qui l'attacco, la diagonale per Arianna Visentin che incrocia bene. Lanza il servizio per Sandonà. Buona la difesa in questo caso sull'attacco che viene arginato il muro da parte del Sandonà e poi trova un punto davvero importante qui, il punto del 7-4 che soprattutto tiene distanti per il momento le ragazze del Sandonà. Bello l'attacco di Budojan, vale il 7-4 al servizio, pronta il numero 12 Pozzobon. Tocca il nastro, la palla non mette però in difficoltà la ricezione del Sandonà. Vediamo, si butta su questa palla bene adesso e si abbassa la giocatrice per non ostacolare il gioco del libero. Poi vediamo un po' questa palla out. Vediamo il replay, palla out, non c'è stato, almeno qui dai nostri schermi, il tocco a muro, quindi il punto per Giorgione Pallavolo. E piega qui le mani del muro ancora una volta, una scatenata Cristina Budojan che regala il punto dell'8-5, quindi un po' sulla falsariga dell'inizio del set precedente. Il Giorgione Pallavolo mette la testa avanti e il set naturalmente lunghissimo e quindi vedremo un po' se si riuscirà ad riaprire questa finale. Ancora dal centro il punto regalato da Zoe Moiran, ben imbeccata da Emma Venturi. Rivediamo, sono arrivati diversi punti dai primi tempi, bella l'intesa fra le due giocatrici ed è l'autrice del punto che si porta ora al servizio e trova un bellissimo ace, accorciando, quindi punto importante perché riavvicina adesso Sandonà al Giorgione Pallavolo. 8-7. Ancora il servizio, questa volta controllato, ma non riesce a costruire un'azione efficace. La squadra di Castelfranco, quindi il punto per Food Lab Volley Sandonà. C'è l'errore ora al servizio e tira un sospiro di sollievo il Giorgione Pallavolo che è in difficoltà dal servizio di Sandonà. Deve provare adesso a spingere per cercare di riaprire questa finale. Ovviamente Sandonà ha dimostrato grande concretezza, solidità e quindi non sarà una
impresa facile per Giorgione, che però in questo momento, lo ricordiamo, è in vantaggio per più 2-18. Al servizio Bacchin, vediamo l'attacco da parte di Viola, controllato però dalla difesa del Giorgione. Ancora combattuto questa palla, non riesce in questo caso a attaccare. E poi dalla seconda linea una palla che tocca a terra. Aveva provato a salvare questa palla Budojan, ma la palla ha toccato a terra, quindi il punto del 19 al servizio Emma Venturi. Mette in difficoltà, ma ancora una palla tutta da giocare questa. Vediamo l'attacco da parte di Lanza, controllato dalla difesa, poi il muro, ancora si gioca su questa palla, scambio combattuto. Si gioca e dalla seconda linea non arriva il punto sperato da parte del Giorgione. Pallavolo ne approfitta, quindi volley Sandonà per la parità, adesso 10 pari, ancora il servizio per Venturi. Budojan in ricezione, poi riesce il libero di Sandonà bene su questa azione di difesa. Ancora prova il Sandonà, ma si gioca ancora. Alice Viola fa esplodere il tifo dei propri sostenitori. Lo rivediamo, bella questa immagine con la gioia dipinta sul viso della numero 21 Alice Viola. E ora il +1 per Sandonà, che lo ricordiamo in questa finale avanti per 2-7-0 fino a questo momento. Al servizio pronta Emma Venturi. Ancora il ricezione buia e poi concretizza bene questo attacco. Vediamo, non riescono a intervenire su questa palla le giocatrici del volley Sandonà. Al servizio intanto pronta Maddalena Boaron. E poi arriva il punto per Sandonà, che adesso si porta sul 12-11. Siamo al servizio ancora Viola. Risponde prontamente adesso il Giorgione pallavolo. Rivediamo, bello questo attacco da parte di Vittoria Furlan, che regala il punto del 12 pari, quindi ancora davvero tutto da decidere l'andamento di questo set, di conseguenza della finale. Perinasso intanto al servizio.
Vediamo che si prepara, siamo sul 12 pari, importante cercare di evitare il più possibile errori, soprattutto al servizio, perché no, provare a forzare, magari mettere in difficoltà la ricezione avversaria. Intanto vediamo, si lotta sotto rete e poi arriva questa palla difficile da difendere. Rivediamo l'attacco da parte del numero 5 di San Donà, Arianna Visentini. Al servizio Orlandi si riporta avanti +1 San Donà. Il pallonetto questa volta cerca e sceglie la precisione Arianna Visentin, vediamo, ingannato il muro e il pallonetto che regala il punto del 14-12 per il +2 San Donà, che si riporta al servizio ancora con il numero 3 Orlandi. Questa volta è il primo tempo che ha regalato diversi punti a San Donà da parte di Zoe Moiran, non va a segno, rivediamo, angola troppo e la palla termina out, quindi il punto è per Giorgione Pallavolo, che si porta adesso sul 13-14, fa un errore però al servizio che consente a San Donà di riportarsi sul +2, 13-15. Vediamo al servizio pronta Angelica Lanza e trova l'Ace direttamente dai 9 metri, il punto importante del 16-13. Deve cercare di resistere in questo momento Giorgione Pallavolo, l'azione di forza da parte di San Donà, che naturalmente vuole portare a casa questa finale regionale under 15. Non ci sta però. Arriva il punto della capitana Cristina Budojan, rivediamo tutta la grinta su questa palla e l'esultanza a caricare la squadra per tentare tutto appunto per evitare che possa scappare nuovamente San Donà. Questa volta il primo tempo, no, ancora come in precedenza, angola troppo Zoe Moiran e la palla ancora una volta termina out. 15-16, si riavvicina adesso il Giorgione Pallavolo che va al servizio con Chiara Pozzobon. Venturi trova l'attacco di Arianna Visentin, ottima distribuzione nelle azioni di attacco da parte di Emma Venturi e sfruttati a dovere da parte delle compagne di squadra. 15-17 al servizio pronta Visentin. Budojan su quella palla tenta e poi vediamo palla che si può ancora giocare. La capitana ancora una volta al punto. Che mantiene accese le speranze di recupero e vediamo la capitana Cristina Budojan pronta al servizio.
C'è però potente l'attacco del numero 21 Alice Viola per Sandonà. Vediamo ancora una volta, ben imbeccata da Emma Venturi e arriva al punto del 18-16, mentre intanto il cambio per Giorgione Pallavolo entra il numero 25 Alice Mason e il numero 4 Pettenuzzo. 16-18. Entriamo nella fase calda del terzo set. Dovrà tentare naturalmente il tutto per tutto adesso Giorgione Pallavolo per cercare di giocare le proprie carte ed evitare la conquista del set e del match, quindi per il volley Sandonà. Vediamo intanto, attende inquadrata il palleggio il numero 9 Zoe Moiran, sta controllando la formazione in campo intanto il Giorgione Pallavolo, pronti a ripartire. Vediamo lunga fase di palleggi per trovare la giusta concentrazione da parte di Zoe Moiran, pronta adesso a servire. Bene Butigan è in ricezione, ancora lei si butta su questa palla. Venturi in palleggio, poi arriva al punto Ilea Orlandi. Vediamo ancora una volta dal centro, arriva al punto del 19-16, ancora il servizio Zoe Moiran entra il time out chiesto da parte del Giorgione Pallavolo e quindi un +3 da parte delle ragazze di Sandonà che vogliono naturalmente portare a casa anche questo terzo set in una finale che comunque sta offrendo un bello spettacolo. Il Giorgione Pallavolo sta tentando in tutti i modi adesso di frenare davvero la forza di Sandonà, ci ha provato soprattutto nelle parti iniziali dei set, poi a lungo andare fino in questo momento il match ci ha raccontato della capacità di Sandonà di reagire ai momenti complicati. Vediamo adesso se riuscirà la squadra allenata da Ornella Dengo a recuperare qualche punto. Vediamo un po' al servizio, pronta Moiran, out questa palla, quindi il punto per le ragazze del Giorgione Pallavolo. 17-19 al servizio, si prepara il numero 13 Anna Bacchin. Il pallonetto tentato da Alice Viola, controllato bene però dalla difesa del Giorgione, poi prova a imbastire un'azione di attacco che però non risulta efficace. Bene adesso Bardaro in difesa, butta di là questa palla e poi ancora si gioca, davvero vincente questo scambio. Prova adesso Giorgione, ma ancora una volta l'opportunità per chiudere questo scambio e adesso c'è ancora una difesa attenta da parte del Giorgione. Vediamo, scambio lunghissimo, si gioca con grande grinta su questo pallone, alla fine fa esplodere i propri tifosi.
questo attacco vincente da parte di Chiara Perinasso. E il nuovo time out adesso 18-19, davvero fase avvincente del match. Vediamo le indicazioni dalle panchine, si tenta ovviamente di dare la giusta carica per gli obiettivi ovviamente diversi, in questo caso per Giorgione riaprire il match, per Sandonà di chiuderlo. Vediamo un po'. Intanto al servizio si prepara il Giorgione Pallavolo con il numero 13 Anna Bacchin. Qui la fast da parte di Lea Orlandi per il 20-18. Il +2 in una fase importante di set. 20-18. Al servizio si prepara Venturi. E qui ancora una volta l'ostruzione da parte del muro. Vediamo un po'. È la palla che non riesce a superare l'ostacolo. 18-21, il +3 ora per Volley Sandonà. Al servizio ancora Venturi. Ora ha tentato l'attacco Perinasso, però c'è l'azione ancora una volta adesso da parte di Tectenuzzo, ma arriva al muro per Sandonà. Vediamo, aspetta quella palla e poi il muro a 2, la coppia Viola Orlandi. Entra intanto con il numero 6 Sofia Rettore per Giorgione Pallavolo a sostituire Chiara Perinasso. 18-22 al servizio ancora per Sandonà. Venturi. Venturi prova a distribuire il gioco sull'attacco adesso di Viola, ma c'è il buon punto adesso per Sofia Rettore. Rivediamo qui l'attacco da posto 4, non riesce Viola a difendere questa palla difficile e quindi il punto numero 19 per Giorgione Pallavolo. Tanto continua l'azione di sanificazione dei palloni. Vediamo ancora qualche istante prima di riprendere il gioco, quindi 19-22, ci credono come giusto che sia ovviamente le ragazze del Giorgione Pallavolo che stanno tentando di frenare la corsa del Volley Sandonà. Food Love Volley Sandonà 22, Giorgione Pallavolo a 19. Vediamo ancora il tentativo, ma il muro in questo caso riesce a frenare in un primo tempo, perché poi arriva l'attacco di Angelica Lanza. Lo rivediamo.
che vale il 23-19 al servizio viola. Siamo sul 23-19, vede il traguardo vicino il Food Lab Volley San Donà, ma Giorgione Pallavolo siamo sicuri che proverà in tutti i modi a resistere in questa avvincente finale femminile regionale Under 15. Venturi distribuisce per l'attacco vincente del numero 5 Vicentin, incrocia bene, trova l'angolo lontano e arriva al punto del 24-19 e quindi il primo match point nelle mani di Alice Viola, vediamo, concentratissima. Tiene in ricezione, poi arriva il punto per Giorgione Pallavolo, palla out. Rivediamo su questo muro, ci avevano per un attimo creduto, sperato che quella palla fosse in campo, così non è. 20-24, ancora speranze per il Giorgione Pallavolo. Vediamo, controllata questa palla da Scabbia, tocco a muro, distribuisce il gioco su Pozzobon che però non riesce a mettere potenza, arriva invece il pallonetto vincente da parte del Volley San Donà, che quindi conquista il terzo decisivo set. Rivediamo questo bel pallonetto del numero 18 Angelica Lanza, che chiude il match e questa finale Under 15 femminile, vinta quindi dal Volley Pool Piave, il Volley San Donà che sconfigge per 3-7-0 Giorgione Pallavolo. A il saluto, vediamo, da parte delle due squadre. Quindi ora direttamente alla fase finale, finale nazionale di Palermo per le ragazze di San Donà, che ora festeggiano naturalmente come giusto che sia, ma l'applauso come sempre va fatto a entrambe le squadre e anche un Giorgione Pallavolo che ci ha provato ma che alla fine si è dovuta arrendere alla forza delle ragazze, che adesso raccolgono il saluto e l'applauso dei propri supporter. Ebbene, quindi qui al Palasport di Cavaillon Veronese abbiamo assistito a una bella finale, la finale regionale Under 15 femminile, che è stata vinta da San Donà. Noi auguriamo agli appassionati di volley una buona continuazione di serata e come sempre da parte di Antonio Villani e dalla FIPA Veneto una buona pallavolo a tutti. Buona serata e alla prossima.